Eder, Mech, Pallister. Fulvio, gli inquirenti dopo una lunga indagine sono arrivati a stabilire che Liliana è morta. Sono cose che io ho sempre detto, no? Ho sempre detto che si è trattato di un incidente, secondo me, perché nessuno voleva uccidere Liliana, a mio parere. Ha subito queste percosse, di conseguenza lo scompenso cardiaco e poi dove è stata aggredita è stata portata via da lì e messa da qualche altra parte. Ma sono così sicuro perché io non mi occupo di fatti criminali. Io ho analizzato la questione di Liliana perché comunque era una persona che conoscevo già da molti anni, era un'amica in qualche modo, no? Per cui non mi è piaciuto il modo in cui lei è sparita. E come fai a dire che è stato un incidente? Per caso guidavi una macchina che l'ha investita o guidavi una macchina a bordo della quale lei ha avuto un incidente? Perché sono convinto che sia così. Non so dirle perché, comunque sono convinto che sia così e poi comunque nel tempo quelle che sono state le mie previsioni sono andate via via confermate. Però dobbiamo dire che le tue previsioni sono quasi sempre state azzeccate. Come facevi a essere sempre avanti agli altri? Come facevi a prevedere il futuro? Magia, una magia. Cosa posso dire? Io ho scritto quel post il primo gennaio su Facebook, Liliana non era stata ancora trovata e io ho scritto quel post, caro conosciuto, hai passato un bel capodanno, ha girato parecchio quel post, no? E Liliana sarebbe stata trovata 5 giorni prima, 5 giorni dopo, eccolo. Ma ci sono un sacco di cose che comunque Liliana è... Quando sono andato a cercare Liliana attorno alla chiesetta abbandonata, l'ex obitorio, il 23 dicembre, e ho comunicato che sarei andato a cercarla lì. Ora, il corpo di Liliana è stato trovato a 50 metri da dove io l'avevo cercata. È un caso? Non credo che sia un caso. Non è un Qualcuno caso? l'ha voluta portare lì. Come hai fatto ad andare proprio lì? Per caso sapevi qualcosa che noi non sappiamo? Certo, ma questo a parte che Liliana il 23 sono andato lì e di Liliana non c'era traccia ancora, no? Non si sapeva assolutamente nulla. Insomma, qualcuno, probabilmente un furbastro, ha lasciato il corpo lì in modo da incastrarti? Ma non so se per addossarmi la colpa, certo però ma io l'ho sempre detto, secondo me io ho scritto il copione e qualcuno l'ha eseguito. Sono andato lì perché dovrei spiegare un po' tutta la storia. Quello per me era un punto di, come dire, una tappa, perché poi uscivo sulla via Valerio, prendevo il bus, andavo su per la statale e dopo tornavo giù camminando e correndo, perché mi è venuto l'impulso di cercarla lì. Ma però bisogna anche tener conto che comunque Liliana non era stata ancora trovata. Per dire, io ero convinto da subito che Liliana era morta da subito, ma tutto il mio percorso mentale che mi ha fatto giungere a certe conclusioni e tutto viene fuori dalle interviste che sono state fatte in precedenza, quando Liliana ancora non si trovava, dai post su Facebook. Io avevo da subito le idee precise di cosa poteva essere successo. Adesso via via mi si conferma. Dovete accettare che il discorso è un filino diverso. Il sapere che io sono andato lì a cercarla, ecco, ho dato l'impulso, l'ispirazione di lasciarla lì. Possiamo dire quindi che tu volevi ispirare l'assassino, volevi dargli un'idea? Assolutamente no, Allora adesso è inutile romanzare questa cosa, no? Ho avuto l'esigenza di cercarla lì, l'ho comunicato su Facebook che ci sarei andato, ci sono andato. Ma c'è su Facebook, ho comunicato il fatto che non avevo trovato nulla. Ma Fulvio, non è che sei poi così credibile. Aveva un problema suo, amica mio. Io non cercavo assolutamente Liliana dentro dei sacchi neri. Questa è un'affermazione di Sterpin, ma io non ho mai cercato Liliana dentro dei sacchi neri. Il 26 dicembre sei andato a cercare Liliana con Claudio e poi hai fatto un paio di mosse strane che sembravano volte a incastrare Claudio. Sì, il 26... Allora. Il 25 dicembre mi ha chiamato Claudio, esordendo, dicendo: ciao Fulvio, hai sentito di Liliana?
è già questo, no? Erano già giorni che mettevo cose su Facebook e tutte queste robe qua, interviste, le prime interviste e tutto. E dato che era venuta fuori l'idea che qualcuno aveva visto i filmati della scuola di polizia che Liliana non era discesa per la via Damiano Chiesa, e allora ho pensato, se non è scesa per via Damiano Chiesa è salita. E allora salendo per la via Damiano Chiesa si arriva sulla strada per Basovizza, oltre inizia la strada romana che porta a Monte Spaccato. E allora io ho detto a Claudio, io andrei a vedere su quel percorso lì, no? Quello che sale per via Damiano Chiesa, oltrepassa la strada per Basovizza e va su per la strada romana. Ci siamo messi d'accordo per il giorno successivo, il 26, e il 26 mattina ci siamo trovati al bar e lui mi ha accompagnato in cima a Monte Spaccato e io sono sceso per la strada romana. Allora, perché, ripeto, se Liliana non era scesa come era stato affermato, se non era scesa non poteva essere che salita e quindi sono andato a cercarla su per di là. Se Claudio ha detto se all'interno di 2 sacchi neri non va bene, tu non scherzi perché hai detto buttata come spazzatura, molto prima del ritrovamento. Ma voi non si riesce a vedere la cosa dall'altro lato, no? In pratica, io lo ripeto, l'ho sempre ripetuto, io ho scritto il copione e infatti poi Liliana è stata trovata inspiegabilmente, senza nessun motivo, dentro dei sacchi neri, proprio per manifestare. Tra l'altro è anche Claudio che dice spesso. Quindi a Rimini c'era Fellini e a Trieste c'è Fulvio a scrivere copioni? Sembra evidente. Il corpo è stato trovato a 50 metri dove avevo dichiarato di essere andato a cercarla prima di Natale. È stata trovata in un boschetto come spazzatura. Non è che Liliana l'hanno presa gli extraterrestri? Lavorando di fantasia si può giungere anche a queste conclusioni, non c'è problema. Però se volete usare la testa voi capite che questa mia ricostruzione è molto molto plausibile. Ma voi riuscite a guardare la cosa da un'altra angolazione? Io non ho anticipato quello che sarebbe successo. Io in qualche modo indirettamente ho suggerito cosa e come fare, è diverso. E a chi lo hai suggerito? Se uno ascoltava le varie interviste che si faceva in quell'epoca, i post che mettevo su Facebook, ci vuole poco. Insomma, secondo te dobbiamo credere all'asino che vola? Cioè non ho capito questo pseudo ragionamento, mi spieghi? Non ce la fate, non ce la fate. Però se mi si dice che io ho suggerito personalmente a qualcuno No, cosa l'ha e detto lei. come fare, Non l'ha- sembrava quasi che in un discorso diretto con l'altro gli spiegassi le cose, gli dicessi le cose. Insomma, allora, se posso darvi una mano, il GIP dai Noti, quando ha preso in mano la questione, ha parlato di omicidio avvenuto di prossimità. Allora, se noi pensiamo chi sono le persone di prossimità, si pesca nel mazzo e si va a capire chi può essere, no? E tu eri prossimo? L'ho sempre detto, ci conoscevamo da circa 600 mesi. E tu eri prossimo? Sì, ma infatti, spesso ho detto, ma insomma di prossimità ci sono anch'io, non è un problema. Sì, ma l'ho sentito dire 1000 volte, ma lui sa più di quel che dice, no? Vi dovete rassegnare. Siamo ancora abbia lì. pazienza. Quando ho parlato di sacchi neri, ma a seguito di un'intervista, prima che il corpo venisse trovato, parlando a fine intervista, parlando con l'inviata, no? Ma fuori onda, fuori intervista, ho parlato, ho detto, sai, ho visto nel baule della macchina di Claudio un sacco nero disteso sul fondo e mi ha fatto impressione. Quando è stato trovato il corpo su al boschetto, è stata mandata in onda questa registrazione che è stata presa furtivamente. E da là poi avanti la storia del sacco nero Allora, nella senta, macchina di Fulvio, Claudio. se lei- Non vi piace questa idea? L'ipotesi che Liliana si sia allontanata volontariamente. Io l'ho continuato a dire nel tempo, se Liliana si allontanava volontariamente, mezz'ora dopo telefonava a Sebastiano e gli diceva guarda, devo stare un po' di giorni da sola per conto mio, devo pensare delle cose indifferente, non ti preoccupare, sto bene, appena che me la sento ritorno. Se questo non è successo, ma parto sempre rimarcando il fatto che Liliana la conoscevo da quasi 50 anni e quindi ho un'idea di come è caratterialmente,
Il fatto che lei non abbia telefonato, non abbia avvertito Sebastiano di questa sua esigenza, mi ha fatto capire subito che era successo qualcosa di molto molto grave. Tutto lì. Io non ho mai cercato Liliana viva dopo che è scomparsa. Ho sempre pensato, ma da subito ho pensato che era morta. Pensavo all'uomo che girava con la torcia dove è stato trovato il corpo di Liliana. Da quello che ho sentito ieri proprio in questa trasmissione, l'uomo con la torcia cercava dove ci sono i bidoni dell'immondizia, dove ci sono i bottini della spazzatura. Sì, Fulvio, quell'uomo fu avvistato all'altezza dei cassonetti che risaliva camminando sul ciglio della strada verso la zona in cui Liliana è stata trovata morta. Sì, non so se questo possa essere un segnale di qualcosa. Il DNA me l'hanno preso. I tabulati penso che li avranno visti anche, no? Tu non lo sai? Sapere se la questura ha guardato i miei tabulati. Non me l'hanno detto se la... Di certo anche i tuoi telefoni non sono stati requisiti. No, non so come procedono queste cose. Io credo che comunque se vogliono vedere i tabulati li vedono. Non so se poi mi dice che devono chiedermi il consenso, vabbè che mi chiedano il consenso. Tra l'altro sottolineiamo che gli inquirenti, seguendo la testimonianza della donna, scrivono come nota personale: questa persona sembra Fulvio Covalero. Ma abbiamo anche un'altra testimonianza, l'uomo col sacco nero di altezza media. Ma sono alto 1,90 m, intanto. Là si parla di un'altezza normale, che mi sento chiamato in causa. Beh, ma insomma, questa versione, questi sospetti su di me, sul sacco nero, ma sa quante ne ho sentite, insomma. Ma non è mica la prima volta. Ma sì, mi fa ridere perché è una cosa che torna e ritorna, insomma, no? Non lo dica a me che si parla di Liliana Resinovic, per l'amor di Dio, no? Ma tu almeno capisci quello che vuoi dire certe volte? Si parlava di Liliana Resinovic, l'ha detto, no? Quindi lasciamo perdere. Sì, mi fanno ridere queste domande che tornano e ritornano, va bene. Andare in televisione, parlare, sentire commenti, ognuno ha le sue opinioni e questo comunque mi ha aiutato a farmi un po' un'idea di quello che può essere successo. Io chiedo solo questo, rispetto. Io sono stato 2 volte là, una volta col generale Garofano e una volta col mio avvocato, ma è una cosa molto breve e molto dolorosa. In 3 anni io ne ho sentite di migliaia di opinioni, di pensieri, di cose che ognuno dice a modo suo. Adesso siamo al punto in cui noi abbiamo bisogno di cose certe. Io ti dico, sono sereno. Il deposito della relazione della Cattaneo sta avendo l'effetto di una bomba atomica. Tantissime persone hanno iniziato a scappare di qua e di là, tirando fuori teorie strampalate e perdendo quella poca credibilità che era loro rimasta. Io non ho niente a che fare con quello che è successo a Liliana. Sarà un ulteriore dolore, un'ulteriore pugnalata che avrò qua, sul mio corpo. Niente, cosa possiamo fare noi? Noi siamo spettatori di una tragedia, di una storia che la stiamo vivendo. Capisci? Non siamo spettatori, purtroppo. Ci stiamo dimenticando che è morta una donna. È morta una donna, lei è la parte lesa, non noi. E neanche lui. E lui parla del suo dolore, quello di suo fratello. Dove lo mettiamo? Poi, l'ho già detto 1000 volte, lui dice una cosa, poi ne ripete un'altra. E sono 3 anni che va avanti così. Lui parla del suo dolore. Quale dolore? Quello che va in bicicletta, quello che va a fare tante cose senza cercare Liliana. Il nostro dolore dov'è? Lui vuole fare famiglia. E in che modo vuole fare famiglia? Sbugiardando tutti quanti noi, dicendo che Gabriella è stata lei a chiamarlo, quando è stato lui a chiamare Gabriella, una delle tante. Ieri tirano fuori le botole di Claudio, ma non si vergognano. Ha 85 anni quella persona. Si è fatto 2 settimane di ospedale e gli fanno quel trabocchetto. E intanto Claudio Sterpin continua a avere qualche problema, non sappiamo esattamente in questo momento di che si tratta, ma di certo da alcune ore ha la febbre. Ma le botole, come ho detto ieri, ce le ho anch'io a casa mia. Che vengano a vedere. Io non ho mai accusato Sebastiano, io ho sempre detto che lui non ha raccontato cosa è successo quella mattina e lui sa molte cose che non ha mai detto. Però fare il trabocchetto
a Claudio in questo momento che verrà fuori la verità, mi sembra molto meschino. Non è meschino, per 2 anni per salvare la loro baracca hanno detto ovunque che era suicidio, ma chiaramente non ci credeva nessuno e questa baracca alla fine è crollata lo stesso. E ora per salvarsi stanno cercando di tirare dentro Sterpin. Silvia, quanto vuoi bene a Sebastiano? Per me è un bello sconosciuto, gliel'ho già detto in faccia, per me lui in questo momento è il nulla più assoluto, perché se voleva fare famiglia, lo doveva fare 3 anni fa. Lui ha detto bugie sul funerale, ha detto bugie sulla cassa, si è servito della figlia morta, poverina, che io ho conosciuto, dicendo in televisione che è morta fra le sue braccia. E non è vero, andate a vedere i giornali dell'epoca, la sua figlia, poverina, è morta da sola. Persino questo ha usato. Io non posso fare famiglia con una persona che non stimo più, perché prima era il marito di mia cugina, anche se non mi era simpatico. Io l'ho sempre trattato bene, ok? Non ho mai litigato con lui e quindi mi aspettavo che nella scomparsa di Liliana ci fosse un'unione, non che ci fossero queste cavolate in televisione dal primo giorno. Noi ci siamo andati a gennaio. Ma perché ci siamo andati? Proprio per queste sue falsità, per queste sue incongruenze, per questo suo non fare mai niente per cercare Liliana, e non è mai stato critico nelle indagini, nell'apertura, nel giorno del ritrovamento, come l'hanno maneggiata. Un medico che ai giornalisti dice: non posso dirvi se è donna, perché dobbiamo portarla in obitorio senza danneggiare niente, e poi viene fuori il video che hanno danneggiato tutto. Ma come si fa? E lui non ha mai detto niente. Torno a ripetere, io la mia fiducia la do a chi mi rispetta prima di tutto e a chi merita. Lui in questo momento, anzi da 3 anni, non se la merita. Perché vuole farsi come... Non lo so, chiedetelo a lui. Perché ha usato questo. Andate a vedervi le vecchie registrazioni. Dice in un'intervista dice che sono stati gli amici a chiamarlo. Qualche giorno dopo, sempre nella sua trasmissione, dice che è stato lui a chiamare loro. Ma questo lo dice anche agli inquirenti. Infatti. Le bugie le dice agli inquirenti. Allora, a me non me ne frega niente. E continui pure a dire bugie. Me le ha dette agli inquirenti. Ci sono tante cose, quelle mie personali, certamente di dolore, di angoscia, di una ricerca della verità, anche momenti di ricordi belli, queste cose che mi danno la forza, l'energia per continuare. Io sono stato per altre strade, indubbiamente, perché andare in televisione, parlare, sentire commenti, ognuno ha le sue opinioni, e questo comunque mi ha aiutato a farmi un po' un'idea di quello che può essere successo. Indubbiamente la tesi del suicidio assolutamente no. Cosa avete fatto voi per Liliana? Cosa hanno fatto loro per Liliana tutti questi anni? Nessuno si è interessato di quello che erano gli altri parenti, era solo Liliana. Io personalmente non mi sono mai permesso di parlare male di nessuno, accusare nessuno. E io chiedo solo questo, rispetto. Quello che riferisce Silvia giustamente è la voce di un familiare che ha lottato insieme a noi, insieme agli altri parenti, soltanto per ottenere un risultato che per noi era chiaro sin da subito, e spero che ci sia questa conferma finalmente tra qualche giorno, che non si è trattato di un suicidio ma di un omicidio. Dispiace quando ad esempio sento dire che cosa hanno fatto i familiari. I familiari hanno fatto tanto in questa vicenda, perché se non ci fossero stato loro oggi parleremmo di altro, anzi ormai il caso no, ci sarebbe stata già la parola fine. Quindi se si sta parlando di cambiamento di rotta in modo opposto, quindi di omicidio, significa che hanno fatto moltissimo, non si sono mai
tirati indietro su nulla, sono stati dati incarichi a consulenti importanti che hanno fatto delle affermazioni, ma delle affermazioni con scienza e coscienza, cioè non di parte. Questo lo sottolineo sempre perché è un dato che deve emergere, cioè noi non abbiamo mai chiesto delle valutazioni di parte come se dovessimo vincere un premio, noi stiamo cercando soltanto di far emergere quella che è la realtà di quello che è accaduto, e Silvia è una delle prime persone, insomma, che si è impegnata tantissimo con insomma, senza mai limitarsi in nulla. E adesso sento dire Sebastiano che vuole rispetto, noi rispetto glielo diamo a Sebastiano, che non lo accusiamo, noi non abbiamo mai accusato nessuno, per noi il risultato principale era quello ed è quello che si sta raggiungendo, e poi per il resto lo dovrà fare la procura, perché comunque qualcosa ci dovrà dire se si è trattato di un suicidio. Non dobbiamo essere noi, non deve essere Silvia, non deve essere Claudio, insomma la banda degli onesti, quello come è stata definita, ma noi siamo stati costretti a scendere in campo, la famiglia è stata costretta a scendere in campo perché non veniva ascoltata. Sin da subito si è parlato di suicidio, non si è cercato in nessun modo un altro tipo di percorso, un'altra ipotesi. È stata scartata perché l'abbiamo visto, guardi, qualcosa che mi è rimasta impressa e l'abbiamo anche evidenziata, anche così come è stata rinvenuta la povera Liliana e come è stata conservata, fa veramente tra virgolette orrore per soprattutto chi è un consulente, chi comunque vive di questi procedimenti. Secondo me non ci fermeremo qui, nel senso che non è soltanto la consulenza medico-legale, e andranno fatte ulteriori attività di indagine, attenzione. Quindi sicuramente ci sono delle lacune, ma che le abbiamo sempre segnalate, errori anche grossolani, e i familiari dovranno decidere insieme a noi se procedere. Non posso decidere, prima di tutto non posso decidere da sola, ma io mi attengo a quello che ci proporrà i nostri avvocati, l'associazione Penelope. Certo che ci fa male sapere che degli inquirenti si sono comportati in quel modo con un cadavere, col cadavere di mia cugina. Questo non è giusto, non è giusto per nessuna donna, per nessun corpo ritrovato. Secondo me prima bisognava indagare verso un omicidio e poi scartarlo. Io li conoscevo e Sebastiano e Liliana erano i miei cari amici, oltre clienti. E io all'inizio li ricordo come una bella coppia, che non avevo visto niente di strano nei primi anni, assolutamente no. Nel 2021 il rapporto tra la coppia è stato cambiato. Vedevi che tra loro non era più l'armonia che c'era prima. Però io più di tanto non mi sono preoccupata fino a luglio del 2021, in cui è capitata un'occasione in cui Sebastiano gli ha lanciato uno zaino sotto i piedi di Liliana ed è stato molto molto aggressivo nei suoi confronti, e urlandogli con una faccia davvero spaventosa, faceva proprio paura, sembrava indemoniato. Lei è rimasta molto male, lei è venuta proprio da piangere, aveva gli occhi pieni di lacrime, ha abbassato la testa. Io le ho chiesto: ti do una mano, visto che era davvero in tanta difficoltà. Lei ha detto no, faccio da sola, ha preso questo zaino e è andata in camera. È stato un episodio, per esempio, in cui Liliana mi ha preso per la mano e mi ha portato nella stanza. Mi ha chiesto di dargli la camera con i letti separati, dicendomi, gli ho detto no, perché sai, Sebastiano si arrabbia, mi fa poi le storie. E lei mi ha detto no, per favore fallo per me, perché io non lo sopporto più. Non è rimasto un fatto isolato. L'ultima settimana in ottobre, poche settimane prima della scomparsa di Liliana, e quando scendo giù al piano terra, apro la porta comunicante in corridoio e sento Sebastiano urlare, ma urlare talmente tanto che a Lili malapena si sentiva la sua voce. Io sono salita di sopra e ho detto a mia figlia: guarda quanto è maleducato, urla come un pazzo, io non lo saluto. C'è un'altra testimonianza a SIT della nostra amica Laura, che purtroppo non c'è più, però lei è stata a SIT, è la persona a cui Sebastiano ha portato i soldi e gli hard disk. La Laura non c'è più, però ha fatto in tempo a fare la SIT in questura, dove racconta di queste, diciamo, di queste cose di Sebastiano, insomma, di questi atteggiamenti un po' strani che aveva nei confronti di Liliana, e sono amici ancora di più lunga data, perché andavano in bicicletta. Quando io gli ho fatto capire a Sebastiano che
che ci credevo che tra lei e Claudio ci fosse la storia e che lui non sa quello che ci siamo dette io e Lili. Sebastiano è impazzito. Sebastiano è cominciato a camminare avanti e indietro, a lui gli mancava solo la bava sulla bocca perché era fuori di sé. L'ho chiamato il giorno 18 e abbiamo penso fatto una ventina di minuti al telefono. Quando io gli dico, insisto che lui deve fare qualcosa, Sebastiano gli scappa e dice è stato un incidente. Poi per un attimo gli ho detto ma di cosa stai dicendo? Lui comincia a balbettare, non sapeva cosa dire, non ha giustificato, volevo dire è stato un incidente, magari in macchina l'hanno presa sotto. No, lui mi dice ma no, sono fuori di testa, non so più che cosa dico perché sai sono sotto la pressione e ormai dico le cose che non capisco più niente. Io non voglio dire che Sebastiano abbia ucciso sua moglie, che sia ben chiaro, ma che non ha fatto niente per cercarla e non ci credo il fatto che la polizia gli abbia proibito di prendere qualsiasi tipo di iniziativa. È stata da me scussa, sentita di indagini difensive insieme alla collega Obizzi nel mese di marzo del 2024. In procura hanno il verbale nonché la registrazione audio di queste dichiarazioni, sono state quindi portate nell'immediatezza a conoscenza della procura e l'importanza per noi di queste dichiarazioni non è più che altro sulla questione dell'incidente o meno, perché viene spiegata come un'esternazione del signor Visintin in un momento di confusione. Era importante per noi perché andava a tra virgolette a minare quella ricostruzione di una coppia serena che era in serenità, a differenza di quello che dice la signora, che è stata testimone, ripeto, quello che dice la signora, di litigi anche importanti, in un'occasione importanti tra Liliana e il coniuge e soprattutto anche collocato in un momento particolare perché comunque siamo, se non ricordo male, adesso nel mese di ottobre 2021, quindi quando il rapporto si sta tra settembre e ottobre 2021 e il rapporto quindi non era così sereno e tranquillo. Un altro dato che ci ha fornito la signora è che in un momento di sconforto di Liliana la stessa avrebbe riferito, questo è quello che dice la signora, di volere dei letti separati, cioè una stanza in un'unica stanza però con dei letti separati. Quindi questa era la particolarità di questa dichiarazione e ripeto è stata portata a conoscenza della procura, poi la procura farà le valutazioni che deve fare. Noi non possiamo dire se la signora è attendibile o meno, sicuramente è una dichiarazione che arriva a distanza di quasi 3 anni, 2 anni e qualcosa dal fatto, perché parliamo di marzo 24 e insomma poteva essere fatta prima. La signora dice che comunque aveva una sorta di timore, insomma non se la sentiva. Quando io gli ho fatto capire a Sebastiano che ci credevo che tra lei e Claudio ci fosse la storia e che lui non sa quello che ci siamo dette io e Lili, Sebastiano è impazzito. Sebastiano è cominciato a camminare avanti e indietro, a lui gli mancava solo la bava sulla bocca perché era fuori di sé. Io dico che c'è un momento in cui, che è successivo allora, dopo la conversazione telefonica, si rivedono a marzo del 2022, è stato già ritrovato il corpo e lì c'è il confronto importante tra i due e insomma ed è lì che poi la signora tra virgolette gli è nata una sorta di paura, ok? Quindi c'è un confronto acceso tra la signora perché gli fa capire guarda che io so che i rapporti che avevate tra voi due ed è lì che nasce il timore, perlomeno è quello che la signora riferisce. Posso però assicurarvi che Visintin con la signora e Liliana avevano un rapporto anche importante perché erano spesso ospiti presso questa struttura ed erano quasi tra virgolette entrati nella cerchia familiare, cioè non si comportavano come semplici ospiti ma avevano dei rapporti un pochino più forti, mentre invece con Liliana, con la Lilli c'è un episodio di luglio 2021 e poi ad ottobre, ma in quel caso non vede un litigio, sente soltanto delle urla fortissime. E lì è l'ultima volta che
Liliana andrà in struttura. Io vi sto dicendo che la signora, la signora riferisce che aveva notato un cambiamento, visto che lei conosceva queste persone, Liliana e Sebastiano, da tempo, aveva notato un cambiamento nel loro rapporto, questo ce lo riferisce. Poi che Liliana si fosse, come posso dire, avesse detto qualcosa in merito a rapporti con altri uomini, assolutamente no. La signora viene a scoprire della scomparsa di Liliana mentre si trova in un ristorante, cioè non viene avvertita, insomma, e subito immediatamente telefona, fa una telefonata a Sebastiano e c'è questa conversazione. È così che avviene poi il discorso, e ripeto, visto che c'è questo rapporto, tra virgolette, insomma, familiare, la signora si permette di dare dei suggerimenti a Sebastiano, e Sebastiano, dopo che viene incalzato da questa persona, Sebastiano ha quella reazione che lei ci riporta e che, ripeto, è stata portata a conoscenza della procura nel mese di marzo 2024. Non so se ad oggi la signora sia stata invitata e sia stata sentita dalla procura. Io l'ho conosciuta dopo che lei è stata dagli avvocati che hanno presentato, cioè io non la conoscevo prima questa signora. E io reputo sincera, anche perché doveva salvaguardare la sua attività, la sua famiglia. Questa è una persona attendibile perché ha un'attività da difendere, ha una famiglia, ha dei nipoti. Lei di Claudio non ha mai parlato. Lei è stata tanto su a pensarci proprio per questi motivi, perché lei si è spaventata con la reazione di Sebastiano. E a parte che anche tacere. mia figlia aveva paura, mi ha detto mamma non farlo più venire a casa. Quindi non è che siamo... Lei aveva dei figli che non volevano che la mamma si esponesse, anche perché hanno un'attività, sono conosciuti, lavorano e guadagnano con quello, hanno questa bene breakfast. Quindi lei si sentiva da una parte in dovere di fare la denuncia perché voleva bene a Liliana, lei era amica di Liliana, Sebastiano forse era il suo cliente, ma lei era amica di Liliana. E dall'altra parte però la famiglia aveva paura, forse, perché la sceneggiata che ha fatto a casa sua si sono spaventati e io questo posso capirla. L'importante è che col tempo sia la famiglia che lei hanno deciso però di testimonianze farlo. Però non qualcuno siamo mai è stata stati sentita ascoltati. o meno, È come se avessimo scritto il giornalino. Non abbiamo, cioè io dico, noi abbiamo firmato il SIT, no? Ci abbiamo messo la firma, ci hanno detto se dichiarate il falso siete penalizzati. E perché non ci hanno mai ascoltato? Ci dicono dovete dire la verità, se no passate dei guai, però quelle cose che abbiamo detto non valgono niente. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.